Premesso che le elezioni regionali sono l'ultimo dei nostri problemi in questo momento, stupisce la scelta del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle di posticipare la data delle elezioni in autunno, nel periodo in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto un ritorno del coronavirus. Noi come Regione del Veneto, assieme alle altre regioni, avevamo chiesto di poter votare al termine di questa emergenza, quindi nei mesi di giugno o luglio, in modo da poter votare in totale sicurezza e legittimare coloro che dovranno compiere delle scelte importanti nei prossimi mesi e ovviamente anche nei prossimi anni. Così non è stato fatto, forse perché qualcuno ha fatto qualche calcolo politico, magari nella speranza di portare a casa qualche voto in più. Sta di fatto che abbiamo visto due partiti di governo molto attivi, nel convincere il Premier nel spostare la data delle elezioni, ma non altrettanto così decisi e forti nel dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese del nostro Veneto.